Ecco la situazione meteorologica, si spostano verso nord i massimi altopressori, portando su tutto il comparto dell'Europa centro-occidentale condizioni di stabilità e temperature molto elevate per essere il mese di maggio. Questa situazione perdurerà ancora qualche giorno. Nel corso del pomeriggio di oggi aumentano le nuvole cumuliformi sul comparto delle Alpi Liguri e sulle vette avetane, dove non sono da escludere rovesci localizzati. Tassi di umidità molto bassi e fenomeni di compressione con aria molto calda anche durante la notte. Venti dai quadranti meridionali fino alla prima serata, poi rotazione a nord. Mare generalmente calmo sotto costa, quasi calmo al largo, con temperature massime sempre molto superiori alla media stagionale del periodo, localmente oltre i 30 gradi. Per domani, martedì 26 maggio, i tecnici della Limit prevedono un'altra giornata stabile e soleggiata, con locali fenomeni di instabilità pomeridiana relegati alle aree del profondo entroterra, qualche velatura a ponente sui versanti padani in transito serale. Venti deboli da nord al mattino e in tarda serata, brezze dominanti lungo le coste nelle ore pomeridiane con mare quasi calmo poco mosso. Le temperature rimarranno stazionarie sulla costa con valori minimi diffusamente superiori ai 20 gradi, massime tipicamente estive, con ulteriore aumento invece sui versanti padani.